Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Signori, mancano poco più di 48 ore, diciamo così, a Napoli-Milan, partita decisiva secondo me perché il Napoli ha sgarrato molte volte quest'anno e i punti persi in casa sia con l'Empoli, con lo Spezia, con il Verona ci sono costati il primato in classifica, però il Napoli poi ha recuperato questo distacco rispetto al Milan e all'Inter e sembrava impossibile perché l'Inter era più 10 o più 7, ma non mi ricordo di preciso, scusatemi. Quindi poi ti sei messo sotto, hai iniziato a fare punti, ma soprattutto ti sei iscritto al canale di Neapolis 1926, i giocatori del Napoli se ne sono accorti e stanno lottando per lo scudetto, quindi grazie veramente tanto. Detto questo, piccola cavolata, noi arriviamo a 48 ore a Napoli-Milan e abbiamo presentato un'ulteriore maglietta. Io avevo, perché come erano le indiscrezioni si parlava di una maglietta vintage. Ragazzi, vi ho fatto vedere sia quella della Macron sia quella della K che c'avevano il colletto, perché molti mostravano quella foto con il colletto, poi il colletto tolto, il colletto sì, il colletto no, il colore azzurro. E il Napoli si è presentato con l'ennesima maglietta Maradona Game. Io con tutto il rispetto che ho per Emporio Armani, però quest'anno abbiamo più magliette che trofei e ragazzi non è una battuta ma è vero. Quest'anno abbiamo fatto 15 magliette, una cosa mai vista e spero non si ripeta la prossima stagione perché è una cosa bruttissima, bruttissima perché il Napoli ragazzi ha giocato praticamente più con le maglie special che con le magliette che rappresentano la città. Perché voglio, se io mi devo identificare in una squadra e nel colore di una città, di sicuro non mi vado ad immedesimare nel colore della Flame Kids, quell'azzurro che poi non è nemmeno azzurro, è un blu scuro, se proprio vogliamo dire così. Non mi vado ad identificare nel rosso, non mi vado ad identificare nel bianco e non mi vado ad identificare nel nero della Halloween Special. Poi c'è stata la Maradona Kit e ieri hanno presentato un ulteriore Maradona Kit, ragazzi. Io veramente speravo quando ho sentito una maglietta vintage. Ho detto, finalmente si levano tutte queste allerchinate qui, il bordo così, si torna a un colletto, a una rifinitura fatta a mano in 3D. No, è stata presentata la Maradona Game di colore rosso, perché giustamente l'abbiamo fatta blu scuro, scusatemi, l'abbiamo fatta azzurra, l'abbiamo fatta bianca e Armani ha detto, ma abbiamo fatto le magliette rosse quest'anno, che fai? Non ce l'azzecchi un Maradona sulla maglietta rossa? Ma sì, buttaci un Maradona, falla pagare 150 euro, non ci sta nessun problema, tanto se la comprano. Tra l'altro dovrebbe uscire una felpa, se non sbaglio addirittura la tuta. Ora, se la maglietta costa 150 euro, la tuta quanto costa? 220 euro? No, per chiedere, perché Armani ci sta spolpando naturalmente, poi lo sapete com'è Aurelio Guaiù, quando c'è da fare soldi lui non si tira mai indietro, quando c'è da mettere fa come i genovesi, si tira indietro, però quando c'è da prendere Guaiù diventa una cosa amorevole il buon Aurelio. Comunque, parte le magliette e cose così, questa maglietta si dovrebbe mettere domenica e tu domenica che lotti va bene per lo scudetto, perché voglio oramai si può dire non mi nascondo più, lo giocherai con la maglietta rossa. Ora sui social è partito l'hashtag, come sapete tanti anni fa, Lete in bianco. Ora facciamo partire un altro hashtag, la mia maglia è azzurra, oppure facciamo partire un altro hashtag, maglia azzurra, fate partire quello che vi pare, però il Napoli è riconosciuto in tutto il mondo come la squadra di Maradona. Maradona ha giocato con le magliette azzurre, poi negli anni c'è stata la maglietta bianca, la maglietta rossa, questo nessuno lo mette in dubbio, però se tu ti devi identificare come squadra ti devi identificare con i tuoi colori. Questa non è una riflessione, ma è una cosa che molti tifosi se lo stanno chiedendo, ma perché non giochiamo più con le magliette nostre azzurre? Cioè io è questo che non riesco a capire. Ad Halloween abbiamo dovuto giocare con le magliette di Halloween, poi c'è stato il febbraio dove è morto Maradona e quindi
magliette di Maradona. E poi c'è stato il mese di San Valentino dove abbiamo dovuto giocare anche in Europa League, in Europa League con la maglietta di San Valentino. E forse è un bene perché almeno non avevano i colori azzurri addosso. Ora devi giocare contro il Milan e tu ti presenti con la maglietta rossa. Il Milan dirà: ma siamo venuti a giocare noi in casa o no, perché non capiamo. Ci mettevi 2 strisce nere e avevi fatto la maglietta del Milan, caro Armani. Comunque, detto questo, ansia, non ansia, ragazzi, sì, ho ansia per la partita contro il Milan, perché solitamente, io l'ho sempre detto, quando ci sono queste partite così importanti e c'è la spinta del pubblico, addirittura la curva B ha fatto un comunicato dicendo: portate una sciarpa azzurra allo stadio, lo stadio deve ritornare a ruggire come è stato nei tempi della Serie C o nei tempi di Maradona. E ragazzi, questo è giustissimo, perché vedere gente che va allo stadio giusto per farsi il selfie, per fare il video al giocatore che ha segnato e non incitare mai la squadra, secondo me, io lo trovo ingiusto nei confronti di chi veramente vuole andare allo stadio e vuole tifare per la squadra e aiutare gli ultras a fare i cori in curva. Quindi, se andate allo stadio dovete tifare, perché non andate al teatro, voi state andando in un bunker azzurro. Va bene, poi usiamo bene le parole perché state per andare in guerra, ma siccome non sono giuste queste parole in questo momento storico, perché stiamo vivendo la storia in questo momento, io penso che Diego, quando andrà a scuola, dovrà studiare non so quante cose di storia solo negli ultimi 2 anni, la pandemia, come è stato creato questo virus, se è stato creato in laboratorio, poi dovrà parlare dell'Ucraina con la Russia, cioè che si dovranno fare, e poi si scoppierà una terza guerra mondiale, dovrà studiare una terza guerra mondiale. Non vorrei essere nei panni di chi deve studiare questo periodo storico, perché c'è tanto da studiare in questo periodo storico. Ma detto questo, ragazzi, io spero che i ragazzi facciano una partita stile la partita con la Lazio, quindi anima e cazzimma, perché ne abbiamo veramente bisogno a Napoli, allora, diciamoci la verità, uno scudetto al sud potrebbe essere e potrebbe valere, va bene, sia per motivi governativi, per motivi anche del meridione, che non è, lo sappiamo ragazzi, il meridione come ce lo descrivono com'è il terzo mondo dell'Italia, perché diciamoci la verità, al sud le cose vanno sempre più a rilento rispetto al nord, vuoi per colpa di chi ci governa, vuoi per colpa di chi è nelle regioni. Uno scudetto al sud varrebbe più di 100 scudetti al nord, e vi dico anche perché. Se noi andiamo a vedere la tabella degli scudetti vinti al sud, ce ne sono massimo 10, forse anche meno, di scudetti vinti al sud. Per il resto è tutta roba fra nord e centro, ma il più è tutta roba che viene vinta al nord, questo scudetto. Quindi, qualora il Napoli dovesse riuscire nell'impresa a scippare uno scudetto a una squadra del nord, il sud secondo me verrebbe visto in maniera diversa. Ora vi parlo in modo calcistico, non risorse, governi e cos'altro, perché poi rimarrà sempre il Napoli, se vinci lo scudetto, lo porti al sud, lo riporti al sud, perché al sud è già stato vinto, come già detto, diverse volte lo scudetto. Però c'è quella sottile linea fra la realtà, che è la realtà italiana, e poi c'è quella realtà del sud, ma la linea non è tanto sottile come ci vogliono, la linea è tanto grossa, perché lo sappiamo, al sud è un altro mondo. Non so nemmeno io come spiegare un ipotetico scudetto a Napoli. Forse le parole giuste le ha dette Pandev su un'intervista, se non sbaglio, a Sport Italia. Lui ha detto: io ho vinto una Coppa Italia a Napoli e credetemi, ha detto, noi abbiamo festeggiato più per una Coppa Italia e non per uno scudetto e la UEFA Champions League a Milano per l'Inter, che noi siamo stati 2 ore in treno ad aspettare prima di uscire con questa Coppa Italia in mano, perché c'era talmente tanta gente, c'era talmente tanta voglia di rivalsa
nei confronti del sud rispetto al nord, che è stata una cosa inimmaginabile, e io non mi vorrei immaginare un Napoli qualora dovesse vincere uno scudetto, quale sarà il risvolto per il sud, per Napoli, come festeggeranno. E Criscitello gli ha detto: sì, c'hai ragione, lo sappiamo, al nord sono abituati a festeggiare, capaci festeggiano 10 minuti, un'ora, 2 ore. A Napoli potrebbero andare avanti per giorni per la vittoria dello scudetto. E ragazzi, il primo scudetto del Napoli, io ho 27 anni, io mi ricordo solo il Napoli della Serie C. Io sono uno di quelli che ha visto il Napoli dalla Serie C alla Champions League, quindi certo, ho visto qualche trofeo vinto dal Napoli, però vi dico la verità, io dopo il gol di Fabian Ruiz, non lo nascondo, dopo che ho staccato la telecamera mi sono scese le lacrime, perché ho detto: potrebbe essere l'anno buono, potrebbe essere l'anno che finalmente posso vedere come ha visto mio nonno i 2 scudetti vinti a Napoli, quindi lo spero veramente tanto. Ecco, vedi, ora mi emoziono. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 e che dire, sempre e comunque forza Napoli, nel bene e nel male.